Sì. Ringraziamo l'architetto Emanuele Lombardo per averci dato tutte quelle informazioni su Canicattini, no? E sul Liberty. E su Liberty di Canicattini. Ci troviamo in questa località che è il ponte di Sant'Alfano, chiamato dalla contrada Sant'Alfano. Pare che lo fece costruire il marchese Daniele, un marchese che si chiamava Daniele, che era proprietario di queste contrade. Che poi fu la famiglia di questo marchese Daniele, fu quella che inventò la città di Canicattini Bagni. Lui era marchese di Bagni, la contrada, e quindi come primo nome questa città aveva il termine Bagni, che non ha nulla a che vedere con le terme o con strutture del genere, è lontano. Infatti questa è la cava Bagni. Cava Bagni. Bagni. Originariamente è Bagni. Vanni. Bagni con la V. Sì, perché Che poi diventa Bagni. sì. E poi diventa Bagni. E Canicattini Come fino alla fine dell'Ottocento si chiamava Bagni Ianiattini. Poi non so perché i due nomi sono stati invertiti, è diventato Canicattini Bagni. Ma originariamente era Bagni Ianiattini. Per avere informazioni maggiori, per esempio mi è capitato ieri sera di consultare uno dei libri su Canicattini, il cui autore è Monsignore Sebastiano Iello, di cui abbiamo visto sul corso principale l'abitazione. E lui parla di tutta l'origine della città, le contrade, eccetera, e anche la storia di questo marchese Daniele che ha necessità di collegare con le sue proprietà e fa costruire il ponte. Pare che sia stato nel 1796. Mi è capitato ieri di ricordarmi di un libro pubblicato in precedenza del nostro concittadino che si chiamava Corrado Carbè. Corrado Carbè aveva i parenti per parte della madre floridiani, una certa Lentini si chiamava, di Floridia, e che aveva in queste contrade attraversava da piccolo questo ponte, e lui narra a pagina 24 del libro Compagni di viaggio che gli ho pubblicato io, che è un volume di racconti, narra la sua esperienza che parte da Avola col carretto e attraversa il ponte per andare nella proprietà dei suoi parenti, e specifica perché questo ponte fu creato. Innanzitutto vedete le due immagini dove si narra che si dice che entrambi avessero in mano fiaschi di vino. Questa è la leggenda che riporta in memoria, ripeto, Corrado Carbè, e di cui io ho fatto tesoro. Che cosa rappresenta queste figure? Perché queste figure? Perché accadde che si costruissero dopo queste figure qui e si rappresentassero qui questi due personaggi, perché qui accadde un fatto terribile. E un fatto terribile era che due persone erano innamorate della stessa persona, della stessa ragazza, Giovannella si chiamava, figlia di Massaro, Massaro che era Massaro Gnano, che potrebbe essere Sebastiano, Massaro Gnano, e Giovannella era destinata a uno dei due che si chiamava Calamaro. Calamaro era un possidente, era ricco, rappresentava qualcosa di più del ceto normale. Sono le solite storie che alla Maruzza, insomma. Le solite storie alla Maruzza di cui noi ci siamo occupati in precedenza, dove c'è sempre una figura femminile e due contendenti, uno ricco, uno povero. Currarino era Chiddu povero, ma Currarino era l'amore della vita di Giovannella. I due si sfidano qui a duello e Calamaro, possidente, ricco, aveva anche migliori caratteristiche nel coltello, nell'agire col coltello, e in una delle fasi più tremende della lotta fra i due contendenti Giovannella vede soccombere Currarino e dice: mazze mia, rovinata sogno, voglia a finire con questo dei mani i Calamaro che lei non voleva. E si butta dal ponte e si suicida. Nel frattempo invece Currarino riesce a riprendersi, ferito gravemente, uccide Calamaro, e vista la fine tremenda di Giovannella si suicida e si butta dal ponte. Anche lui. A seguito di questa tragedia qui
succedevano che si vedevano fantasmi, i fantasmi di questi due, Sono sempre qua. non che divenne luogo scelto per suicidi e molti si E non suicidarono solo, qua. e non solo per i suicidi, anche per sfidarsi a E duello. allora per azzerare questa cosa, ecco, furono raffigurati i due contendenti in atteggiamento così sereno, in atteggiamento di cose per, diciamo, togliere la mano. Allora, questa è la leggenda, ma nella realtà... Una delle leggende Ma che noi nella abbiamo realtà- recuperato da un volume, pagina 24, di Compagni di Viaggio. Di Ma Cam- dobbiamo dire che perché- queste figure erano campere. Ma uno possidente, uno No. no, uno no, quindi uno ricco, uno povero, non si può dire che Nella fossero leggenda, uno Corradino e uno Calamaro. nella leggenda, ma nella realtà, nell'Ottocento erano due... 1796, vedete, Erano- aveva ragione il nostro autore. 1796. Vedete l'anno di fabbricazione dell'arco, vedete? Dicono invece nella realtà che fossero la rappresentazione dei due, Tanto se ci passava normalmente, Riccardo. di due soldati dei Borboni, perché qui c'era una specie di passaggio, per passare da qui dovevano pagare un censo, un dazio, e quindi questo rappresentano Cioè, come le sai che figure quando del dicevano che potere, subito lo passo. del vedevano potere, i gendarmi i borbonici. due gendarmi che facevano pagare, rappresentano i ma è due sempre- gendarmi che facevano ma è pagare i cittadini Ma questo sono sempre dazio stati per chiamati- passare. Ma sono sempre stati chiamati Currarino e Sì, Calamaro. Currarino e Calamaro, Si può ma erano inquadrare i due... Si può inquadrare, Due Giuliana, gendarmi. si può inquadrare il superamento di questo antico ponte con l'altro ponte Certo, quello nuovo, moderno. che ormai ha sostituito. annullato il percorso di questa via, diciamo. Esatto. Questo qua però ponte è stato Di acqua, fatto sai, sempre, perché c'è una Infatti, fenditura. 1796. Comunque una E bella... qua fino a poco tempo fa ci passavano anche i camion. Ci passavano, prima di costruire quel ponte lì, da qui passava tutto il traffico, anche i camion. I diceva camion la che mia avevano amica. la larghezza per Ci poter passavano, passare qua. ci passavano. Uno ci passa, Ci magari passavano. una volta, ma ci passa. Sì, no, una Poi volta hanno ci costruito passa. questo. Ma no, e- camion rossi, sempre Va bene. parliamo danno Ragazzi, M, 50. Vabbè, ma c'è